c'è il sole, vado a recuperare il mio compagno di merende e di pedalate, Matteo, e sortiamo questa super giornata con le ultime ore di sole. Fra l'altro mi sono appena ricordato di non aver preso nessuna luce, quindi mi sa che tornerò indietro. Benissimo. Secondo te manca qualcosa? Cosa manca? Non può essere che non ti accorgi. No, GoPro, ciclocomputer. Beh, GoPro non è roba fondamentale. GoPro è fondamentale. Guanti? I guanti li ho, me non li metto. Luci? Tutte le luci mi sono dimenticato, andiamo a casa. A few moments later. Ok, possiamo partire. Le luci ci sono, anche dietro. Proviamo ad andare sul Calvario. Vediamo se abbiamo tempo e gambe. Allora, in teoria io ho una traccia un po' arzigogolata che dovrebbe contenere al suo interno anche il percorso che da qui porta al Calvario. Adesso la domanda è, sinceramente non lo so, se io carico la traccia adesso mentre sto già pedalando e registrando un giro, lui mi tronca una parte di giro, mi perde tutto, mi registra, boh, non lo so, proviamo. Play e vediamo cosa succede. In teoria qua più avanti dovrei andare a sinistra. Qua siamo a Rupa, quindi lui ha già triangolato la posizione. Vedo che più avanti a sinistra c'è la mia traccia. Proviamo questa nuova modalità. Sicuramente starò facendo un casino incredibile, ma ci proviamo, tutto per il bene del giro, dei contenuti e del test del 750 di Brighton. Quello che qua. Secco sinistra. Lo so, questo mi ricordavo. Allora, Qua praticamente verso dove? sì, mi ricordo. Da qua secondo me ti conviene andare lì. Bene, la mia traccia è stata cassata elegantemente da Matteo e quindi facciamo un'altra strada. Niente test di navigazione. A destra. Sì. Passiamo l'Isonzo. Come sempre l'aria non manca. Mi metto qua a ruota bello pacciato. Quindi andiamo su qua a sinistra e poi stiamo... Semaforo all'incrocio in destra, quello che Sì. comunico. Sempre via dritto. Stiamo paralleli a questa strada qua, così becchiamo meno traffico. Teoria. Ok. La banda è lì. Sì, sì. Vai, vai. E poi? Non ho chiuso. Non chiudo mai. Da qua inizia. No, basta, ho finito. Ristorante al ponte del Monte Calvario. Che potesse essere un indizio. Per dire, dove è il Calvario? Shimano deraglia per me.
Se con la gravel te vuoi far sterato. Percorso? No. Salve. Per una volta che non saluto. Altra feature interessante, non parlo con te. Altra feature interessante del 750 è che quando cala la luminosità, come adesso perché sta tramontando il sole, il display inverte i colori da sfondo bianco e scritte nere a sfondo nero e scritte con dettagli bianchi, come in questo caso. Torno a pedalare, che è meglio. Bello, non c'era mai stato. Una pace. Dai che qua spiana. Sai vicino dall'altra parte, che idea? Non lo so, stavo pensando la stessa cosa. Ah, sicuramente sì, sali e scendi dall'altra parte, ma non so se sia questa già la discesa. Mi verrebbe da dire di sì, però chi può dirlo? E intanto discendiamo, dai, poi vedremo dove. E la salita è finita, non era male. No, no, era bella. Secondo me c'è come sta coperta da qualche parte. Dici? Non so. Vedo che non sempre lì. Che bello. Oh, comunque era boh 3-4 km, una roba del genere. Non era male. No, no, ma adesso vediamo, ci sarà l'ultimo pezzo. Obelisco, dai, obelischiamo. Ciao. Che bomba, bellissimo. Non vedo l'ora di arrivare su. Qualcosa mi dice che si va su qua a sinistra. Az pende 18%. Beh, direi che ci siamo. Figata. Boh, siamo arrivati, ma non mi frega niente perché Grandissimo mi ha fermato perché lui è uno degli iscritti. Sei iscritto? Sì, sì. Grandissimo.
Dovete sempre dirmi, perché mi capita tantissime volte che mi scrivete dopo che sono stato da qualche parte, ero anch'io lì, ti ho incrociato. Dovete dirmi. Grandissimo. Adesso dove vai? Faccio un paio di giri qua in notturna anche. Fai un paio di giri notturno, vai su e giù. Sì, sì, sì. Grande, grande, figo. Questa cos'è? La Trek? Trek Slash 2000... Slash. Sì, 2019. Boh, un'endurona. Sì, sì, boh, per Bella. qua basta. Per di qua? No, no, per di qua ti diverti. Fighissima, molto bella. Dai, buon giro. Alla prossima. Bene, mantellinati, andiamo verso casa. Later. Come per magia siamo ai piedi della discesa, perché in questa stagione con la mantellina non riesco a fare le riprese in soggettiva. Se Matteo non mi frena nelle cacchio di curve ogni volta l'imposta dopo frena. Comunque è arrivato il momento di accendere le luci. Oh là. Bello però il tramonto così. Ok, da qui, da Farra, è tutto rientro su strade enormi, pancia a terra, quindi non ha tanto senso secondo me riprendere. Vi saluto, sono molto contento del giro di oggi per aver incontrato un iscritto che mi ha fermato sul momento e non mi ha scritto dopo di aver visto il giro che ho fatto, quindi ricordatevi sempre di salutarmi se mi incrociate, se avete un dubbio chiedete. L'occasione perfetta di aver visto l'iscritto al canale YouTube per ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento se avete qualcosa da chiedere o volete lasciare un'impressione. Ci vediamo al prossimo video, forse sarà troppo buio per aver visto qualcosa di tutta questa clip infinita. Al prossimo video, ciao!